Europee 2019, per la prima volta in Italia il partito animalista si presenta e sarà in lista con propri candidati su tutto il territorio nazionale. Una visione nuova dell'ambientalismo che vede uniti 11 movimenti animalisti di altrettanti stati europei. Il Partito Animalista Italiano fa parte di un gruppo che è costituito da 11 partiti europei animalisti chiamato Animal Politics EU e noi ci candidiamo per dare il nostro contributo alla causa animalista dall'Italia. Il programma è quello concordato con gli altri partiti animalisti europei nell'ottica della difesa dei diritti degli animali e dell'ecosistema e di riflesso di tutti gli esseri umani. Una delle richieste più importanti sicuramente è chiudere gli allevamenti intensivi, che questo oltre a essere una proposta animalista è anche una proposta importantissima per quanto riguarda l'ambiente, essendo gli allevamenti intensivi la principale causa di inquinamento al mondo e di surriscaldamento globale. Per quanto riguarda le sfide territoriali nel nostro paese, se al sud uno dei problemi da affrontare è quello del randagismo, a nord-est molto sentite sono le problematiche legate alla crescente presenza di fauna selvatica, dai lupi ai cinghiali alle volpi. Le soluzioni vanno semplicemente prese cercando di non usare la violenza, ma di usare la domesticazione degli animali, così come abbiamo fatto con tantissime specie che oggi abbiamo in casa. Questo non vuol dire che non dovrebbero più esistere a livello selvatico, però sicuramente possiamo andare incontro agli animali e metterli in una condizione di non essere dannosi per l'essere umano senza doverli necessariamente uccidere.